Siamo a cavallo tra il 1400 e il 1500, sta per finire il Medioevo, che è un periodo che ha visto la caduta dell'impero romano, la nascita del grande sacro romano impero dei Franchi, che ha occupato praticamente quasi tutto il territorio europeo, e anche un periodo di grandi sventure come le malattie, la peste e quant'altro. Ci avviciniamo verso un periodo storico che invece viene ricordato per tutt'altro, è un periodo che viene chiamato appunto Rinascimento. Nascono grandi realtà territoriali anche in Italia, piccole repubbliche, piccoli stati che nonostante le loro dimensioni sicuramente contenute diventeranno grandi, tanto che controlleranno attraverso i commerci il Mediterraneo e un pochettino tutto quello che è il governo di quello che allora praticamente era il mondo conosciuto. Di questo periodo, quello che oggi conserviamo meglio di tutto, che in parte ci racconta proprio questo periodo eccezionale di grande rinascita anche culturale, l'elemento cardine è sicuramente l'arte. L'arte che noi portiamo attraverso pittori noti, uno in particolare, voi sapete che in questo podcast noi parliamo di cultura e di territorio di Cadore, uno in particolare è naturalmente Tiziano Vecellio, un personaggio straordinario che nasce proprio a cavallo tra questi due periodi in un momento ancora imprecisato tra la fine del 400 e l'inizio del 500 e segnerà praticamente tutto quanto questo periodo grazie alla sua arte, grazie alla sua maestria, grazie anche a delle altre capacità che lui ha e che noi oggi racconteremo con un ospite molto particolare, un ospite che sono estremamente lusingato di avere qui nel mio podcast Dolomiti Music Forge, musica, territorio e cultura. Vi presento la professoressa Maria Giovanna Coletti. Benvenuta qui da noi. Grazie Mattia, grazie per averci dato spazio nel tuo bel podcast. Sì, è vero, Tiziano è stato uno dei grandi pittori in assoluto della storia dell'arte, direi mondiale, e addirittura è stato in vita un artista di dimensione europea. Certo. In vita, non tanto in fama quanto in vita, perché ha operato proprio in tutta Europa, aveva committenti ovunque, questo è importante, importantissimo. È un elemento notevole, certo. E naturalmente non sarebbe divenuto Tiziano, quel grande artista, se non ci fosse stata Venezia con la sua economia, con il suo sistema politico. Venezia all'epoca, nel 400 e 500, era il centro del mondo. Il Rinascimento veneziano è uno dei grandissimi rinascimenti che tutto il mondo ama e riconosce proprio per la sua capacità di essere innovativa, un'arte in cui natura e arte si fondono insieme. Quindi ad ogni ricca economia in genere corrisponde anche una ricchezza nel mondo dell'arte. Ecco. Tiziano non è da solo, Tiziano avrà tanti, ma era al centro di una bottega straordinaria, una bottega che diventa per Tiziano un'impresa, certo. Perché Tiziano capisce che doveva costruire un marchio, perché voleva che la sua bottega sopravvivesse a se stesso, ma purtroppo le cose andranno diversamente e sappiamo che Tiziano anche morirà quasi certamente di peste nel 76, 1576, quindi attraversa quasi tutto il 500 ed è la figura proprio di spicco non solo dell'arte veneziana ma, come si diceva, anche europea. Se pensiamo che Carlo V e Filippo II fanno di Tiziano l'artista di corte, pensate che Tiziano non è mai andato a Madrid, ma è l'artista più amato dagli Asburgo. Non vi nascondo l'emozione che ho nell'essere qui a parlare con la professoressa Coletti, che ha una grandissima conoscenza, è molto modesta, ma ha una grandissima conoscenza in questo ambito, nell'ambito artistico, storico, culturale. È una persona che io ho sempre grandemente stimato e che sono veramente contento di ospitare qui in questo nostro podcast.
è la presidentessa di una fondazione straordinaria che è nata qui nel nostro territorio cadorino, la Fondazione Tiziano Centro Studi e Cadore, che è nata ormai già da qualche anno e fa un'attività veramente lodevole per il nostro territorio. Infatti non esagerare con le qualifiche che mi riguardano, diciamo che sono in ottima compagnia dentro la fondazione, perché abbiamo un consiglio scientifico internazionale, ognuno di loro con visioni diverse ma punta sull'innovazione. Quindi in 25 anni stiamo facendo conoscere un Tiziano che non era mai stato conosciuto prima, proprio per l'approccio innovativo che abbiamo. E poi l'altra operazione che facciamo qual è? Quella di legare Tiziano al suo territorio, perché Tiziano è culturalmente veneziano, però Tiziano nasce in Cadore e quindi l'appartenenza cadorina deve essere molto evidenziata e deve essere forte. Quindi Tiziano è il Cadore, Tiziano è il paesaggio. Ad esempio la sua opera nell'ambito della pittura di paesaggio, i suoi contesti, nei suoi quadri che possono essere religiosi come mitologici oppure ritratti, vediamo che il paesaggio con Tiziano assume una connotazione diversa, nuova, un'interpretazione veramente straordinaria, e noi su questo filone ci stiamo anche applicando con una delle ricerche che proprio stiamo avviando. Quindi Tiziano è colui che deve essere considerato, diciamo, il più grande artista delle Dolomiti. Giusto. Il più grande pittore delle Dolomiti. Giusto. Questo è importante, con un amore per la propria terra, perché è sempre un cadorino, un uomo che sa lavorare con grande abnegazione, ma che sa anche dirigere, perché dirigeva una bottega piuttosto affollata, ma lui era il capo. Lui cura anche la comunicazione e con l'innovazione. All'epoca non c'era la televisione, non c'era il computer, non c'era la registrazione vocale come stai facendo tu, esatto, Mattia, nel tuo attrezzatissimo studio, ma c'erano gli incisori. Quindi va a procurarsi nel nord Europa i più bravi incisori come Cornelis Corte, che lo fa lavorare nella sua bottega per riprodurre le sue opere. E quindi il mondo doveva conoscere quello che Tiziano faceva. Non c'era la fotografia, ma la stampa aveva proprio la funzione di riprodurre. Questa è la grande innovazione. Poi aveva anche una sorta di ufficio stampa, se pensiamo Pietro Aretino, che sarà colui che lo introduce nelle grandi corti italiane ed europee. Ecco che Tiziano ha una copertura totale, insomma, il suo studio comprendeva diversi uffici, si direbbe oggi. Esatto. Un grande artista, non figlio d'arte, no, fra le altre cose, che ha ereditato probabilmente dalla sua famiglia anche delle grandi doti imprenditoriali. Certo, perché poi era anche commerciante di legname, la sua famiglia aveva anche fatto una solida ricchezza proprio sul commercio del legname, e continuava a curare questi interessi, prima attraverso il fratello Francesco e poi anche lui direttamente. Infatti bello anche questo aspetto, che lui non si sia appunto dimenticato delle doti che gli sono arrivati, dei talenti che gli sono arrivati dalla famiglia, perché la famiglia poi è stata anche coinvolta in questa sua attività artistica. Certo, perché c'era una bottega vera e propria cadorina, la potremmo chiamare così, dove i suoi parenti facevano, i pittori non avranno mai, non raggiungeranno la grandezza di Tiziano, ma vivono della fama di Tiziano, perché dietro c'era il grande pittore. Esatto. Oggi le opere del Tiziano, le opere che portano al loro interno il nome del Tiziano, hanno tutta questa serie di suffissi prima del nome. Possono essere la famiglia di Tiziano, la scuola del Tiziano, la bottega del Tiziano, perché ci sono appunto tante espressioni artistiche che sono nate da lui. In Cadore, e precisamente nella chiesa arcidiaconale di Pieve, vi è un'opera, e noi lo abbiamo dimostrato con il restauro e con le indagini anche scientifiche che abbiamo fatto, che l'opera è di sola mano di Tiziano. Questa è una cosa eccezionale, quasi unica. Ecco il grande patrimonio che Tiziano lascia nella sua chiesa, nella sua cappella dell'arcidiaconale di Pieve di Cadore. La famiglia Vecellio aveva naturalmente una cappella, e Tiziano dipinge
una Sacra Famiglia. Un'opera Bellissima, meravigliosa che una naturalmente Sacra Famiglia, vi suggeriamo di visitare. La Madonna con il bambino, Sì. con l'autoritratto di Tiziano, e naturalmente a fianco ci sono, nelle vesti di San Tiziano e di Sant'Andrea, vi è il fratello Francesco e il figlio Pomponio. Ecco che una opera intima, un'opera di famiglia che Tiziano dedica proprio ai suoi Vecellio. E questo è il patrimonio che noi abbiamo a Pieve di Cadore, che è un'opera che va visitata assieme naturalmente alla casa natale e alle memorie, altre memorie che la magnifica comunità sta custodendo. Certo, l'abbiamo citata naturalmente, la magnifica comunità, abbiamo citato questa operazione straordinaria che è stata stimolata dalla fondazione, fatta proprio dalla fondazione Tiziano Centro Studi e Cadore per il restauro. Ricordo che c'è una bellissima pubblicazione che è stata sempre realizzata dalla fondazione, che documenta tutto quanto l'evento, documenta tutto quanto il restauro, è molto interessante. Io adesso ti chiederei, carissima Maria Giovanna, di raccontarci un pochettino della fondazione in sé. Abbiamo citato la magnifica comunità che, se non ricordo male, al tempo si attivò proprio per realizzare questa struttura incredibile. Certo, cominciò a parlarne addirittura una cinquantina d'anni fa, esattamente nel 76, quando vi fu un convegno internazionale proprio per i 400 anni dalla morte di Tiziano. Non conoscendo la data di nascita, la data della morte diventa importante. Ed ecco che 50 anni fa, perché l'anno prossimo ricorreranno i 450 anni. Esatto. E quindi ci stiamo preparando con una serie di belle iniziative. Una sorpresa. Una serie di belle iniziative di cui presto, insomma, si saprà. Al tempo giusto si saprà. Comunque non stiamo fermi, ma la Fondazione si dedica anche per quel Cadore ai temi della rigenerazione culturale. Vogliamo portare consapevolezza. Un'istituzione culturale ha la funzione di portare conoscenza, la conoscenza deve portare consapevolezza su quelli che sono i problemi della montagna, ma noi vogliamo far sì che il futuro cittadino impari a conoscere quelle che sono le potenzialità della propria terra. Ecco che cominciamo proprio con attività laboratoriali sui più piccoli, certo, affinché possano conoscere la storia del proprio luogo ed esserne orgogliosi, ma capire anche quelle che sono le potenzialità di sviluppo. E questo è veramente molto lodevole. Non risolveremo il problema, ma la consapevolezza oggi diventa fondamentale proprio nei momenti di grande cambiamento come quello che viviamo oggi. Quindi la cultura deve essere trasversale, giusto, quindi essere inserita ovunque, esatto, ovunque, perché dobbiamo innanzitutto dare fiducia, giusto, ma dare anche le capacità, giusto, per trovare le soluzioni. La cultura è la risposta, è l'unico elemento che passa le ere, che passa il tempo, che rimarrà sempre eterno, sempre etereo, perché la cultura, quella vera naturalmente, quella che rimane scolpita fra le pagine del tempo, sarà l'elemento attraverso il quale probabilmente anche un domani studieranno il nostro periodo, lo inseriranno nei libri di scuola, chi lo sa, chi lo sa. Sicuramente noi oggi possiamo parlare con una certa cognizione di causa di questo periodo straordinario che è del Rinascimento grazie a nomi eccezionali come è stato appunto il nome di Tiziano Vecellio. Dicevo che 50 anni fa appunto già nel convegno internazionale addirittura il Francesco Valcanover, notissimo studioso di Tiziano, consiglia alla magnifica comunità di Cadore proprio di istituire un centro studi. Che cosa fare nel nome di un grande pittore quando non c'è una pinacoteca a disposizione, quando non ci sono le grandi memorie? Allora consiglia alla magnifica comunità di costituire un centro studi che deve diventare anche un centro di innovazione, un centro internazionale, e così dopo 25 anni nasce la fondazione. Siamo nei primi anni del 2000 e io ero anche vicepresidente della magnifica comunità di Cadore, e all'epoca proprio mi si
mi si chiese, il presidente Giancandido De Martini allora mi chiese: Giovanna, aiutami a finalizzare l'operazione. Nel giro di poco tempo arriviamo nel 2003 proprio a costituire la fondazione. Perché questa data? Perché in Europa si tenevano 2 mostre strepitose, una a Londra e l'altra a Madrid su Tiziano, quindi noi dovevamo essere lì presenti e presentarci agli storici e al pubblico internazionale con la notizia che a Pieve di Cadore si era costituita una fondazione nel nome del grande Tiziano. Che meraviglia, Quindi mi ricordo che alla National Gallery, proprio nella sala dei Tiziano, demmo la notizia della Costituzione, e quindi qualcuno ci guardò e disse: ma Pieve di Cadore, con un po' di... Sembrava coraggiosa come attività. Non faccio dei nomi, ma adesso queste persone collaborano con noi. Ecco, collaborano con noi perché abbiamo anche una rivista annuale, che è una sorta di forum che pubblica tutti gli studi mai pubblicati prima, contemporanei e non, su Tiziano. Fantastico. E cosa facciamo? Anche adesso raccoglieremo il Louvre, ci dà addirittura gli esiti dei propri restauri sulle opere che loro hanno di Tiziano, li consegna alla Fondazione Tiziano affinché le pubblichi sulla sua rivista Studi Tizianeschi. Questo da parte dei francesi, quindi questo è un merito, lo considero un grande merito. Una rivista annuale, pubblicazioni, naturalmente una biblioteca storica che è il vanto abbiamo costituito del territorio. Anche, abbiamo costituito una biblioteca grazie ad una donazione di un nostro membro del Consiglio Scientifico che non c'è più, Roger Eric, al quale poi abbiamo dedicato a lui il nome perché ci dona la sua biblioteca tizianesca. Arriva a Pieve di Cadore, l'abbiamo costituita questa biblioteca, è riconosciuta come un valore regionale, di interesse regionale, questo è molto importante, e quindi la stiamo implementando, la stiamo arricchendo sempre più. E sta diventando un centro per gli studiosi. È aperta naturalmente, anche se i più giovani vogliono venire al suo appuntamento, questo è importante. Ci sono molte richieste anche dall'estero. Noi apriamo le porte. Sì, è una biblioteca, i libri non vengono prestati, è solo per la consultazione. Assolutamente. Ma ci sono dei gioielli, interessanti. Ecco, capite che realtà meravigliosa che è nata qui nel territorio. Una realtà appunto che, come dicevamo prima, non è solo un centro studi, non va soltanto a celebrare quello che è stato un momento molto importante della nostra storia, della nostra identità, ma che guarda anche al futuro, appunto si interessa anche di territorio, un territorio, come voi sapete, purtroppo difficile, che deve affrontare soprattutto oggi delle notevoli difficoltà come lo spopolamento, perché i giovani purtroppo si muovono verso grandi città, verso altre opportunità. La fondazione nasce anche come risposta a questa situazione, come una possibilità qui nel territorio per portare l'interesse qui, l'interesse internazionale a Pieve di Cadore, un territorio ricco di storia, ricco di identità, che può ancora dire qualcosa. E nell'estate noi riuniamo ospiti, ma anche cittadini, nella rassegna che si chiama l'Estate Tizianesca. Meraviglioso. Che abbiamo è dal 2005 che l'Estate Tizianesca raccoglie i vari appassionati, e abbiamo anche dei turisti che vengono in vacanza proprio secondo il nostro calendario. Questo è molto bello. Certo. Ma abbiamo degli affezionati. Ci stiamo estendendo anche verso la provincia di Treviso, abbiamo dato dei contenuti al progetto Terre Natie, che racchiude le case storiche di Tiziano, di Giorgione e di Canova. Bene, in questi luoghi noi andiamo a fare la serie delle conferenze in una specie di itinerario tizianesco, toccando anche Serravalle, quindi Vittorio Veneto, Conegliano, poi giù andiamo a Treviso. Serravalle, dove c'è una pala straordinaria del Tiziano. Certo, quindi una sorta di itinerario tizianesco, e proprio nei luoghi, nei comuni più lontani dal Cadore ci chiedono di ritornare, quindi per noi è un'occasione
occasione per avvicinare gli appassionati, per avere poi le porte aperte in luoghi, direi, strepitosi, perché significa anche non solo portare conoscenza, ma anche valorizzare i luoghi nei quali andiamo, perché poi lì si mettono in moto le guide locali, il volontariato, certo. Le amministrazioni comunali, ci aprono teatri, abbiamo la disponibilità di chiese, di castelli anche, dove c'è un rapporto tra pubblico, una sinergia tra pubblico e privato che è molto importante. Significa coesione. Giusto. Coesione significa inclusione. Giusto. E quindi per questo abbiamo anche il riconoscimento delle Olimpiadi culturali, proprio per i valori che noi interpretiamo, Eccoci che qua. la Fondazione Milano Cortina vede anche nello spirito olimpico, e quindi hanno concesso l'uso del logo. Ecco, vedete anche come queste realtà appunto si incastrano proprio perfettamente anche nel momento storico attuale. Direi che abbiamo concluso un pochettino il nostro spazio, è stato uno spazio veramente ricco perché abbiamo parlato di tante cose, abbiamo anche anticipato appunto che ci sarà una meravigliosa estate tizianesca e magari qualche attività legata ai 450 anni dalla morte del noto pittore. Io ti ringrazio molto Maria Giovanna, ti chiedo di fare un saluto per i nostri ospiti, di lasciare magari un ricordo, un messaggio da parte della Fondazione per i nostri ascoltatori. Innanzitutto un ringraziamento per l'ospitalità che la Fondazione ha ricevuto, e agli ascoltatori l'augurio qual è? Quello di non perdere mai le speranze, di lavorare per il benessere della nostra terra, che è straordinaria, è grande, dobbiamo essere orgogliosi di questo, e ognuno di noi deve portare un contributo, lo ritengo così indispensabile, sapendo che viviamo in assoluto in una delle aree dove la qualità di vita è la più alta in assoluto nel panorama mondiale, quindi è un patrimonio, un tesoro, e di dare un grande aiuto anche a una risorsa strepitosa che abbiamo, che è quella del volontariato. Ecco, se avete il tempo libero, ricordatevi che ci sono dei momenti, delle esperienze che potete vivere dentro al volontariato. E con queste bellissime parole noi ringraziamo la professoressa Coletti e ci vediamo alla prossima puntata di Dolomiti Music Forge, musica, territorio e cultura.